Nuovo sito internet per l'ospedale di Bassano, referti medici online con un risparmio di 3 milioni di euro all'anno. Sito completamente rinnovato, ma soprattutto ritiro dei referti online, attivo da pochi giorni. Un ospedale dunque a portata di clic, quello di Bassano, con un risparmio nei costi della gestione che sfiora i 3 milioni di euro l'anno. Sentiamo. Nuovo sito, nuova offerta, dal ritiro online degli esami di laboratorio alla verifica dei posti disponibili nelle varie sedi degli ambulatori dislocati nel territorio per le prestazioni specialistiche non urgenti. Si rinnova l'offerta digitale per i 180.000 cittadini assistiti dall'ULSS 3 di Bassano, una delle prime ULSS del Veneto a certificare questo processo. I referti si possono scaricare presso gli sportelli dell'azienda sanitaria e anche attraverso le farmacie. Questa è una terza possibilità, cioè il fatto di scaricare i referti da casa. Per le visite programmate, quindi quelle che vengono effettuate entro 180 giorni, il cittadino può vedere il primo posto disponibile, la data e anche la sede dove viene effettuata. Dal 20 luglio sarà attivo anche un servizio SMS che con qualche giorno di anticipo ricorderà ai cittadini la data e l'orario dell'appuntamento per la visita specialistica prenotata e dopo l'estate crescerà la sinergia in rete con i medici di famiglia. Novità a favore dei cittadini che usano internet, ma anche notevoli risparmi per le casse della sanità regionale. Se noi calcoliamo per il numero di referti l'anno verso l'esterno, che sono 260.000, questi sono dati statistici della ULSS, vediamo che per la ULSS si ha un risparmio di poco più di 3 milioni di euro all'anno. Esteso a tutto il Veneto, il servizio permetterà un risparmio di 72 milioni di euro con una spesa minima. Il progetto per l'ULSS di Bassano è costato 130.000 euro, 100.000 finanziati dalla Regione, 30.000 dall'ULSS 3.